Eccoci al termine del terzo turno di Coppa Italia di Serie A2, Camaiore contro Forte dei Marmi, partita con finale un po' in agrodolce, la soddisfazione dell'averla ripresa nonostante la partita che un po' sia stata dominata a livello forse di possesso palla dal Camaiore. Siamo con il mister del Camaiore, mister Elia Guidi. Buonasera. Al termine di questa partita qual è il suo commento di questo 3-3? Ma il commento è semplice, non siamo stati bravi a concretizzare quello che abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo fatto circa 45 tiri, per cui c'è qualcosa che non funziona, perché quando una squadra crea così tanto e l'andamento della partita l'hanno visto tutti e non si finalizza, significa che c'è da lavorare sempre, c'è da lavorare su queste cose. Tanti tiri, tante occasioni create dalla squadra sia nel primo tempo anche nei momenti più difficili, sicuramente nel secondo tempo quando la squadra è andata in svantaggio. La doppietta del classe 2008, quanto ha influito l'inserimento di un ragazzo così giovane ma così promettente? Comunque tutta la squadra, secondo me, ottima prestazione questa sera, ma un ragazzo così giovane, quanto ha influito la sua prestazione? No, sicuramente Gregorio è un ragazzo che abbiamo voluto fortemente, è un ragazzo in gamba, di una grande umiltà, che si è messo subito a disposizione della squadra, e da parte nostra è giusto premiare questi tipi di giovani, di ragazzi, perché sono il futuro. Per cui per me non c'è nulla di scontato, ma è una cosa normale. Quello che stiamo facendo con Gregorio lo stiamo facendo anche con la seconda squadra, al farm team di Serie B, per cui per noi sono cose ovvie e normali, per cui grazie a Gregorio dell'impegno, ma è tutto suo il merito. Prossima sfida, Viareggio SPV in trasferta. Qual è l'aspettativa della squadra? Come preparerà i ragazzi? Ma c'è poco da preparare, bisogna lavorare per concretizzare quello che non siamo stati in grado di fare questa sera, perché a tratti è stata anche imbarazzante la cosa, quindi non ci meritiamo certo una squadra con i ragazzi che abbiamo noi di avere questa poca efficacia, bisogna lavorare su quello.